Buongiorno a tutti, questa è la quinta puntata della prova sperimentale varietali di angurie, Crimson Sweet e Sugar Baby. Sono Franco Tosini, responsabile del centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana, di Veneto Agricoltura, e vi sto facendo vedere tutti i frutti raccolti da piante non innestate, piante franche, quindi piante dirette, direttamente dal seme. Partiamo dalla prima varietà di oggi, la Titania della Rix Van, non innestata, di 5 kg 351, Brix 11.6. Un leggero problema alla polpa con questa cavità che si è formata. Passiamo alla Serenade Taki Sugar Baby, peso medio di 4,5 kg, qui un Brix molto elevato, credo sia il più elevato di diversi frutti raccolti sia di piante innestate che no, di quasi 15.0 Brix. Passiamo oltre, l'Ambo Seed ha un peso di 3,7 kg, 13.2 di grado Brix, anche questo è un risultato molto interessante. Poi passiamo alla Style della Nunes, anche in questo caso un grado Brix importante di 14.0 e oltre 4,5 kg. Passiamo al Crimson Sweet, sempre materiale non innestato, la Cati, l'Ambo Seed di 2,666 kg, 14.2 di grado Brix. Quindi vedete che le piante franche di piede appaiono in questa prima fase con dei frutti con un grado Brix più elevato, leggermente più elevato. Valuteremo poi alla fine se questo sarà significativo o meno. Passiamo alla cultivar della Top Seed, meno di 2 kg, 11.8 il grado Brix. Passiamo all'Harmonium della Nunes, quasi 4 kg, no scusate, 3 kg 285, grado Brix 9,8, c'è un 2 che sembra un 7. Poi passiamo alla Bottle Rocket della Seminis, 6 kg e 700 grammi, di gradi Brix 11.0. Vediamo questo materiale fresco della Meridian, 2 kg 884, 12.2 di grado Brix, la polpa ha più di qualche problema. Taglieremo altri frutti per vedere se appariranno sempre con questo difetto. Vediamo il materiale della Syngenta, VDL 0201, peso medio 3,5 kg, 11.4 di grado Brix. Le ultime due, che poi una è questa, è una Tiger, la 522, 4 kg 441 grammi, 10.6 grado Brix. Chiudiamo con l'ultima, una Crimson della Meridian, ha un peso medio di 5,544 grammi, di 10.2 grado Brix. Continuiamo allora adesso con le Crimson Sweet. Vediamo la Denise della Cora, sempre piante non innestate, 3 kg 259 grammi, 11,2 di Brix. Andiamo avanti, abbiamo una siglata della Vilmorin, una 51019, sempre pianta non innestata, di 4 kg, 4,5 kg e oltre, con un grado Brix di 11. Vediamo poi la Cultivar Red Cat della Esosem, 4 kg 253 grammi, 12.4 di grado Brix. Andiamo avanti, una anguria un po' più piccolina, parliamo di una seglata della Rix Van di 2 kg 833 grammi, di 12.6 di grado Brix. Poi abbiamo la UG 194015 della Urigen Seed, una anguria, un cocomero con presenza in questo caso di semi e non pochi, con un grado Brix di 12.0 e quasi 7 kg. Andiamo avanti con un'altra seglata della Vilmorin, di 2,5 kg di grado Brix pari a 12. Eccolo qua il cocomero. Passiamo alla Manuela della Holter, un frutto molto importante di oltre 7,5 kg, con un grado Brix pari a 11. Ritorniamo a un frutto più piccolino, non ci sono semi, quello che vedete sono microsemi che non danno fastidio nel momento in cui la si consuma. Si parla della Sirius e della Syngenta,
di quasi 4 kg, 12,2 di grado Brix. Un'altra anguria piccolina, parliamo della 5033 di peso medio di 2 kg 647 grammi, Brix 11, e questo è il frutto con una buccia direi un po' troppo pronunciata. Continuiamo con gli ultimi frutti, la VDL 088 di quasi 3 kg, 11,4 di grado Brix. Passiamo oltre, una siglata della ESES, la VM 11106 con 4 kg 685 grammi di 12,4 Brix. Un'anguria della Vilmoren 53014, questo è il frutto, c'è una leggera cavitazione, di peso poco più di 4 kg 197 e grado Brix 11.